Ottimo riscontro ha avuto nella giornata di sabato sera al Teatro Pirandello la manifestazione della consegna dei premi Carchinos 2023, la prima volta che l'evento si svolge al teatro. Il premio è stato ideato da Carmelo Cantone in collaborazione con l'Associazione Antiche Tradizioni Popolari. Sono 9 i premiati delle eccellenze agrigentine. Per il giornalismo va Carmelo Lazzaro, per il teatro e le tradizioni a Giovanni Moscato, per l'imprenditoria a Mancuso Gelati, per la musica e lo spettacolo a Lello Analfino, per la legalità a Ignazio Gibilaro, per lo sport a Totò Schillaci, per la città di Agrigento, capitale della cultura 2025 a Francesco Miccichè, a Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, per la cultura e il paesaggio. Un premio speciale è stato assegnato all'imprenditore agrigentino Giuseppe Vita, madrina dell'evento Nadia Lauricella, influencer. Hanno presentato Elettra Curto, la regia è stata di Bruno Carapezza, con la collaborazione di Francesco Novara, presidente e direttore artistico Carmelo Cantone. Ma io direi che già la presenza del pubblico è stata una cosa favolosa. Agrigento abbraccia ogni anno con tutto il cuore questa edizione, 600 posti occupati, vuol dire che Carchinos è veramente sentito. Punti salienti sono stati i messaggi che come ogni anno sono partiti dal palco di Carchinos con una madrina d'eccezione qual è stata Nadia Lauricella. E che dire, ogni anno diciamo sempre che questa è l'ultima edizione perché c'è troppo lavoro e invece alla fine ci ritroviamo già carichi per la prossima edizione. Intanto non vi nascondo l'emozione, non è retorica ma è una grande emozione per me ricevere questo riconoscimento qui ad Agrigento, nella mia città, da dove tutto praticamente è iniziato. E quindi i ricordi che riaffiorano sono tanti e quindi questo premio è davvero per me un motivo di orgoglio, sono onorato ed è un premio che desidero condividere anche con voi, con questa nostra comunità agrigentina, quindi mi sento davvero onorato di riceverlo, quindi sento di coinvolgere anche voi in questo riconoscimento che per me rappresenta anche uno stimolo a fare sempre più, fare sempre meglio e quindi ecco, grazie di cuore. Io nella mia vita ho vinto tanti premi, quindi sono soddisfatto della mia carriera. Stasera mi trovo a Agrigento, quindi sono qui, bellissimo teatro, bellissimo. Volevo ringraziare l'organizzazione per avermi invitato e stasera mi tocca un premio, ecco. Quindi sono molto felice, ecco. Essere riconosciuti e soprattutto essere premiati, soprattutto dalla Sicilia, insomma da Agrigento, è molto bello. Un premio per aver portato in alto comunque il nome della Sicilia anche oltre, anche fuori, quindi è un riconoscimento abbastanza bello, importante. Ma il riconoscimento è importante, io per quanto mi riguarda ho cercato sempre di portare avanti la Sicilia, come dicevi prima tu, con la massima professionalità, serietà e devo dire che ci sono riuscito. E poi c'ho l'affetto anche della gente, insomma, che ancora continua a distanza di tanti anni. Ci sono stati dei periodi bellissimi, fantastici, vissuti nei mondiali e questo mi hanno permesso di farmi conoscere in tutto il mondo e oggi, se sono qua anche a Agrigento, ritirare questo premio dovuto anche alla mia professionalità e alla mia serietà. Ma veramente emozionante, quest'anno abbiamo aggiunto nuovi componenti tecniche, nuovi appuntamenti, praticamente il premio Carchinos è maturato tantissimo, abbiamo un parterre veramente straordinario, premiati come sempre di un livello altissimo e siamo veramente contenti, soddisfatti di come è andata questa serata.